Allora, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL Polizia. La domanda che proponiamo in questa edizione è la seguente: clandestini, decisioni veloci sull'asilo senza poter ricorrere e rimpatrio immediato. Ecco qua, lasciami questa domanda, perché mi si dice insomma che le decisioni sono lunghe, ma poi anche il rimpatrio insomma è sempre più difficile. Sì, ben ritrovati, ma i rimpatri sono difficili quanto lo erano prima, direttore e telespettatori. Il problema è che sono le condizioni che vengono acquisite da questi signori appena sbarcano nel nostro territorio. È chiaro che, come si diceva altre volte e tante altre volte ancora, nel momento in cui questi soggetti vogliono raggiungere gli altri paesi che hanno chiaramente un controllo al confine molto più serio del nostro, molto più serio perché attuano dei sistemi molto più seri dei nostri e severi più dei nostri, li rimandano al paese in cui sono stati identificati. Allora alcuni scappano prima dell'identificazione e altri che riescono a raggiungere chiaramente i paesi al nord dell'Europa vengono rispediti in Italia. Poi ci sono alcune associazioni che facilitano questa situazione, caro direttore e caro telespettatori, c'è poco, ce lo nascondiamo. E allora diventa difficile. Noi ci lamentiamo sempre delle persone che stanno nel nostro paese, ma perché non le mandate via? Allora siamo riusciti fortunatamente con questo Ministro dell'Interno a dare una stretta a quelli che sono gli accordi internazionali. Quindi le partenze dall'altra parte, dai territori delle coste libiche, vengono ristretti. Chiaramente poi c'è una situazione solo politica che guardi, a Berlino ci dà... gli afghani hanno fatto un po' di protesta perché adesso stanno rimpatriando tutti gli afghani. I tedeschi hanno detto: fate tutte le proteste che volete, democratiche, certo. Perché il primo che tira i tedeschi sappiamo... però la legge è questa: voi arrivate da un paese che non è più in guerra, anzi siamo venuti noi assieme a tanti perché appunto certo, ma tornate a casa vostra. Lei sa benissimo cosa ha detto la Merkel dall'inizio, ha detto: io voglio i siriani e prendo i siriani. Io dico, ma se scappano da una guerra sono tutti giovani, questo è il problema, giovani. Ma non si vergognano questi qua ad aver lasciato la moglie, la mamma, il papà, la sorella? E chi fa la guerra? Ma non si vergognano? Ma quando allora basta avere un telefonino bla bla bla. Dai, vergognoso, vergognoso. E adesso la vergogna è perché è vergognoso anche chi permette queste cose, certo. Direttore, perché adesso c'è poi il clou di dire: io sono minore, perché hanno scoperto che i minori ai minori vengono concesse altre molte cose. Anche questo del minore bisogna trovare una soluzione. Mi ricordo che già 6-7 anni fa e anche quando ci fu l'episodio dell'Albania arrivavano e tutti si portavano alla prefettura o alla questura, meglio di Pordenone, che era in Piazza del Popolo allora, e sapendo che essendo minore venivano affidati a chi? Al comune, tant'è che il comune di Pordenone come sborso ebbe a quei tempi oltre 1.200.000 euro solo per i minorenni. Sono minorenni, da dove arrivano? Grazie Raffaele Padrone. Salutiamo Alberto e auguri Alberto e la sua signora. Bene, allora, perché già abbiamo le nostre, riceveva la pensione in verità senza averne i requisiti, anziano